È il giallo della felpa, dai risvolti inquietanti. Qualche giorno fa, tra la sabbia della spiaggia di Torre Salsa Siculiana nell'Agrigentino, è stata trovata una felpa con su scritto Haters Paris, gli odiatori di Parigi, e l'immagine della Tour Eiffel capovolta. Era tra i vestiti e le scatole di cibo abbandonati dai migranti fantasma che arrivano sempre più frequentemente sulle coste sud della Sicilia. La felpa è in mano alla Procura di Agrigento che sta valutando il ritrovamento. A consegnarla è stato Cristiano Pasca delle Iene. Non è escluso che sia stato qualcuno della zona a mettere l'indumento per terra, anche se questa ipotesi sembra difficilmente praticabile, perché questa felpa non è facilmente acquistabile. Sono una quarantina gli sbarchi fantasma che si sono susseguiti sulle coste agrigentine nell'ultimo anno. I migranti arrivano con imbarcazioni di pochi metri e in piccoli gruppi direttamente sulle spiagge, poi si cambiano i vestiti bagnati dietro le dune e si dileguano tra le campagne. La stessa cosa è successa domenica, quando c'è stato l'ultimo sbarco a Torre Salsa. In 30 migranti sono arrivati nella riserva. Il sospetto è che qualcuno di questi abbia attraversato il canale di Sicilia con la felpa Haters Paris e l'abbia abbandonata sulla sabbia prima di scappare. L'indumento era pallottolato a terra vicino a un cartone di latte, a un telefonino e altri vestiti, traccia dell'arrivo del 27 agosto. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha sostenuto che tra i migranti sbarcati nelle coste siciliane, come i piccoli pescherecci, non possa escludersi la presenza di terroristi internazionali. Su questo la procura sta indagando.